Le decisioni sul dimensionamento scolastico nel Nuorese sembrano ormai irrevocabili, ma il territorio rifiuta di rassegnarsi. Ieri mattina, nei locali della provincia di Nuoro, istituzioni, sindacati e mondo della scuola si sono riuniti per denunciare quello che definiscono un piano punitivo imposto da Roma e subito passivamente dalla Regione. Non lasciano dubbi sulla irrevocabilità del provvedimento le parole del presidente della provincia, Ciccolini. Il livello di attenzione oggi in Sardegna sul mondo della scuola è molto alto e non credo neanche che sarà però sufficiente l'approvazione della legge regionale. Non bisogna però confondere le cose. La legge regionale sull'istruzione non potrà comunque intervenire sul tema del dimensionamento. Da qui l'invito alla mobilitazione. Credo che invece servirà una grande mobilitazione, perché così come si possono fare i referendum sulla giustizia, io credo che in Italia si possa fare anche il referendum sulla scuola. Dopo il drastico declassamento dei comuni montani sardi, la trasformazione delle carceri isolane in colonia del 41 bis e il taglio nella sola Nuoro di ben 3 autonomie scolastiche, il Centro Sardegna alza la voce. Non chiediamo privilegi, ma rispetto per il diritto allo studio nelle zone interne. Dura anche la denuncia dell'assessore comunale alla cultura Domenico Cabula. Siamo stati scientificamente certi anche per quanto riguarda il trasporto della malavita nazionale in Sardegna. Le uniche scelte che il governo ha fatto sono queste: quella di penalizzare il nostro territorio, la nostra città, senza un minimo di ristoro. Addirittura ci corrono anche i soldi che erano previsti proprio per i dimensionamenti. Quindi io credo che la mobilitazione non sia un qualche cosa che dobbiamo sollecitarci a vicenda, è una cosa che dobbiamo mettere in atto e la dobbiamo mettere in atto possibilmente da subito. Il sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu, punta il dito sull'assenza della regione e la sua politica troppo cagliaricentrica. È inutile scaricare sul governo, non è inutile aver rifiutato di farlo, aver scaricato sul governo. Il governo ha fatto quello che doveva fare, ha nominato un commissario all'acqua, che però non era Nuoro, era Cagliari, e ha preferito non montare Cagliari. Questa è la verità, e ci piace o non ci piace. Questo è quanto. E anche se andiamo a vedere la provenienza di determinati assessori regionali ci rendiamo conto che il loro territorio se lo tutelano più di quello che non facciano i nostri rappresentanti provinciali in regione. Mereu chiede poi un segnale forte. Uno scambio istituzionale molto forte su molte problematiche. Basterebbe ammainare la bandiera italiana in tutti i 377 comuni e avrebbe un impatto non indifferente sul governo nazionale. Però ci comportiamo sempre dai padri scriccanti a mettere la musica pulisco, capito? Sempre col cappello in mano, sperando poi di salvarci personalmente. Qua o ci salviamo tutti o affondiamo tutti. Sul fronte sindacale, Maria Luisa Riu ricorda che col dimensionamento scolastico si perderanno anche molti posti di lavoro. Se all'Associazione Nazionale Presidi non importa molto il taglio dei dirigenti scolastici, a me importa il taglio dei DSGA, il taglio degli amministrativi, la disorganizzazione che si creerà nelle scuole per l'individuazione di nuove tabelle di posizionamento dei docenti, che questo comporterà, attenzione, forse non tutti lo sanno, anche spostamento di insegnanti dalle classi e quindi perdita di continuità didattica, che non è influente dal punto di vista della produttività scolastica. Presidente Ciccolini, in questi giorni si decidono le sorti della scuola del Nuorese. Pensa che ci sia ancora un minimo di margine di manovra o che i giochi siano già fatti? Mi pare che in questo momento bisogna prendere atto del fatto che il governo ha deciso di, appunto per il dimensionamento di 3 istituti nella provincia di Nuoro più 2 in quella di Ogliastra, quindi colpire duramente le zone più svantaggiate. Credo che non basti neanche solo la legge regionale, che speriamo che venga approvata prima possibile, ma che sia necessario l'intervento del legislatore nazionale.
Io ritengo che se il governo non si vuole occupare delle scuole e soprattutto di quelle più piccole, sia il caso che lo lasci fare alle regioni, per cui davvero la modifica della legge in questo senso può essere un'opportunità per le regioni perché possano determinare lo sviluppo delle scuole in Sardegna. Nei giorni scorsi Nuoro ha visto una manifestazione con le parti sociali, la scuola che è scesa in piazza proprio per far sentire la propria voce. Servirà qualcosa, almeno questo? Io penso di sì, perché quello che serve è proprio una grande mobilitazione perché i territori possano determinare le sorti delle loro scuole, difendendole senza sminuire in alcun modo le conseguenze molto gravi di un dimensionamento che vedrà piano piano un arretramento dello Stato e che creerà certamente situazioni di svantaggio per gli studenti e per il sistema formativo in generale.